Oggi qui al Comune, perché il Sindaco e l'assessore Giulio hanno voluto un po' ricordare questo momento, questa grande vittoria dedicata a Totò Moncada. Ecco un tuo commento sulla vittoria, il raggiungimento di una serie maggiore, ciò che è stato anche la grave perdita del patron Moncada, insomma tu che hai guidato la squadra, una tua considerazione a tutto campo. Innanzitutto sono felicissimo perché credo sia stato il giusto tributo a una persona che ha fatto tantissimo per la pallacanestro, per Agrigento, per questi colori. Io verso Natale mi telefona e dimmi so che questa cosa ti farà arrabbiare, perché allora quando l'autoretrocessione non l'avevo digerita bene, mi fa so che ti farà arrabbiare ma io quest'anno vorrei salire, vorremmo... e quindi poi alla fine ha fatto questo grosso investimento, è stato lui la spinta, come ha ricordato Gabriele, per prendere Ambrosin, per rinforzare la squadra in vista dei playoff e quindi sicuramente gran parte del merito è suo e anche emotivamente purtroppo la sua di partita ci ha dato però una spinta importante. Nonostante la perdita, ecco, la perdita è servita un po' da collante, da tamburo battente per superare e vincere il campionato. Sì, siamo fortunatamente riusciti a trasportarla in energia positiva, che non era facile perché il colpo è stato durissimo, però ci siamo riusciti e sicuramente la dedica va a lui, a quelli che ha Fatallà, Antonino, il signor Arnone. Questi sono persone che sono rimaste nella nostra mente, nella nostra storia e vorremmo ricordarli per sempre e vedremo cosa possiamo fare. Senti, si guarda al futuro che ormai è dietro l'angolo, come affronterete il nuovo impegno agonistico? Io il futuro ci guardo poco, guardo al presente, cerco di fare le cose che si possono fare al momento, perché il futuro, come abbiamo visto anche quest'anno, è incerto. Io vivo nel presente, vedo che cosa si può fare oggi per poter cercare poi dopo di vedere, una volta che abbiamo fatto oggi, che cosa si può provare a diventare domani e questo facciamo sempre. Un momento importante oggi questo al Comune di Agrigento, il Sindaco e l'assessore Giulio hanno voluto un po' ricordare la figura del patron Moncada e questa vittoria importante nella serie superiore. Ecco, lei come coach che ha seguito la squadra faccia un po' una sintesi dei vari momenti che ha vissuto la squadra. È stata una stagione eccezionale nei numeri, perché abbiamo vinto 21 partite consecutive, siamo arrivati primi, abbiamo chiuso la miglior difesa del campionato, abbiamo mantenuto l'imbattibilità al Palamoncada, perché l'ultima partita persa al Palasport di Agrigento rimane quella di Chiusi della scorsa stagione, quindi penso che nei numeri si racconti abbastanza bene. Poi al di là dei numeri è stata una stagione in cui abbiamo costruito un gruppo, una squadra insieme al club clamorosa, perché dal punto di vista umano è stato un gruppo eccezionale che poi ha lottato anche contro le difficoltà. Abbiamo vinto una serie vedendoci privati del nostro capitano nel momento più importante della stagione, i ragazzi si sono compattati, sono riusciti a trovare nuovi equilibri. Abbiamo vinto contro un avversario che sulla carta era molto più forte di noi, abbiamo conquistato un traguardo eccezionale che anche da parte mia la dedica e da parte della squadra la dedica ovviamente a Salvatore Moncada, che da lassù sicuramente ci ha dato una mano a chiudere questa serie. Ecco, ora si guarda al futuro, quale sarà il futuro della squadra nella serie maggiore? Adesso credo che a breve il club debba riuscire a dare un indirizzo a quella che sarà la prossima stagione. Sicuramente Agrigento e la Fortitudo partecipano per essere competitivi, ovviamente mantenendo quella che è la linea che ha sempre mantenuto, perché questo club è importante per costruire dei percorsi di crescita per i giovani, per essere sempre stato competitivo in qualsiasi categoria ha partecipato, quindi sicuramente queste rimarranno le linee guida che porteremo anche nella serie superiore. Adesso ci godiamo gli ultimi scampoli di goduria dopo la vittoria, poi ci metteremo a ragionare su quello che sarà. Un suo commento sulla squadra, gli elementi a cui non vorrebbe perdere, tutti sono stati bravi ovviamente, però ecco, a volo d'uccello una sua considerazione sui giocatori.
Ma è complicato adesso sicuramente fare questo tipo di valutazioni. Sicuramente quello che oltre il capitano che speriamo a breve riesca ad avere notizie positive per quanto riguarda la situazione che lo ha fermato, credo che Alessandro Grande è stato uno dei trascinatori di queste 2 stagioni, perché poi di fatto è con noi dalla scorsa stagione, e anche la scorsa stagione, al di là del risultato in cui abbiamo perso gara 5 per la promozione, è stato un elemento fondamentale. Quindi cito lui, cito Lollo Ambrosin, che è l'ultimo arrivato, è stato l'ultimo regalo che ci ha fatto il presidente Moncada prima dell'inizio dei playoff, e credo che sia un altro giocatore da cui poter ripartire, però sarà la società a dover fare poi le giuste valutazioni. Credo che questo gruppo meriterebbe di essere confermato in toto per quello che ha dato, per come l'ha dato, per come ha fatto riavvicinare la città alla pallacanestro, poi ovviamente le valutazioni dovranno essere fatte in corso d'opera. Ecco, parliamo di questo momento. Intanto il Comune ha voluto dedicare a Totò Moncada e alla squadra un momento con 2 targhe di riconoscimento. Sì, è una bellissima idea, sono convinto che il Presidente si merita questo molto di più per quello che fa per la città a livello sportivo soprattutto. Come detto in più di un'opportunità, credo che gli agrigentini devono essere felicissimi e contentissimi di quello che fa la famiglia Moncada. Quindi da parte nostra abbiamo vissuto un playoff incredibile, palazzetto fantastico, pieno di gente, un'atmosfera che spero si ripeta anche l'anno prossimo, perché per la città, per noi giocatori è molto importante. Ecco, in un momento difficile, in un momento di lutto, avete trovato quell'amalgama, quel qualcosa in più che cosa ha fatto scattare la molla che vi ha portati a vincere e andare in serie superiore? Ma innanzitutto è stato il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno, le vittorie non arrivano per caso, siamo stati una squadra molto unita sin dall'inizio, molto ben allenata, uno staff che ci ha allenato molto bene, una società che ci ha fatto stare molto tranquilli, che ci ha trasmesso sempre serenità, al di là delle cose che sono successe durante la stagione. Niente, la squadra si è compattata ancora di più, poi la società ha deciso di fare un acquisto importante, ci ha permesso di avere più qualità, e niente, poi quando iniziano i playoff la grinta aumenta, e poi, come ho detto poco fa, con l'aiuto del nostro pubblico siamo riusciti a dare qualcosa in più. Senti, come si guarda ora al prossimo campionato, il prossimo impegno, una serie superiore, un impegno maggiore, ecco, come lo affronterete? Ma intanto credo che a breve la società inizierà a capire che tipologia di squadra vogliono fare, un campionato completamente diverso dove ci saranno degli americani, quindi un roster praticamente nuovo, e niente, bisogna capire anche che tipo di budget ci sarà, sicuramente le spese sono diverse, ora è un lavoro importante per Cristian Magli, per il Presidente, per il nostro allenatore, quindi vediamo cosa riescono a fare.